Le comunico che ho annullato il suo ordine perché noi non spediamo nelle isole o lagune. Il surreale messaggio è arrivato a un giovane veneziano da un commerciante che vendeva i suoi prodotti tramite un noto servizio online. L'assurda vicenda è stata raccontata da Venezia.com, che ha reso noto l'episodio su Facebook. È abbastanza incredibile perché appunto è come hanno scritto: non consegniamo nelle isole, nelle lagune, come se Venezia fosse dentro a un bayou della Louisiana, in mezzo ai coccodrilli. Immediatamente si è scatenata una pioggia di commenti. Molti residenti nella città storica hanno rivelato di aver avuto esperienze simili, soprattutto con venditori italiani. A motivare la scelta il sovrapprezzo di circa 15 euro applicato da alcuni servizi di spedizione alle cosiddette aree remote. Peccato che Venezia non sia esattamente un'isoletta sperduta e distante dalla civiltà. Siamo collegati al mondo, via auto, via treno, via aereo, via barca, a piedi, cioè non ci dovrebbero essere dei grossi problemi per fare una consegna qui a Venezia. Questo episodio, osserva Matteo Secchi, portavoce della storica associazione di residenti, potrebbe essere uno spunto per riflettere sulla percezione distorta della nostra città, spesso diffusa in altre zone del paese. Negli anni abbiamo sentito proprio dagli italiani delle domande più assurde, la solita classica del milanese che vuole venire in piazza San Marco in macchina, ma quello è un caso limite. Però appunto spesso Venezia non è conosciuta come dovrebbe essere.